que veramente sono io che devo liberare il popolo di Israele. Magari tu ricevi una profezia, o magari qualcuno ti dice qualcosa, tu no, ma io voglio una prova, io voglio avere la certezza che questo è per me. Io ti dico una cosa, è per te, perché il Signore ti ha chiamato per dare la vittoria. Il Signore ti ha chiamato per essere un grande uomo, una grande donna di Dio, non per non fare niente. Il Signore ti ha chiamato per fare la differenza in mezzo a una nazione. Il Signore ti ha chiamato per predicare la parola del Signore. Il Signore non ti ha chiamato per venire ogni sabato in chiesa, stare lì seduto e non fare niente. Ah, ma io non sono capace. È il Signore che capacita. È Lui, viene tutto da Lui. Noi non siamo capaci di niente. E veramente Gideone ha detto: sono io, Signore, sono il più piccolo della mia famiglia, il più povero. E è vero. Se cominciamo a vedere a noi stessi, noi non possiamo niente. Noi non abbiamo niente da dare a nessuno, però il Signore sì. È la potenza dello Spirito Santo che fa la differenza. Se tu hai lo Spirito Santo in te, è questo che fa la differenza. E è questo che tu devi desiderare nella tua vita. Perché ieri la Sheila mi ha chiamato per dire che cominciava una campagna e lei mi ha detto una cosa: perché noi non vogliamo più essere usati dal Signore. Noi vogliamo semplicemente che Lui, come si dice, agrada, piace a noi. Gradisca. Non voglio soltanto essere usato, voglio che il Signore guardi là del cielo e approvi a quello che sto facendo. E veramente, gradire, e veramente è così. Non dobbiamo pensare soltanto in essere usata dal Signore. Signore, ma sto facendo le cose giuste, sto facendo le cose che stanno scritte nelle parole. Perché tante volte noi cominciamo a chiedere al Signore: Signore, ma sto aspettando la mia promessa da tanto tempo. Ma tu stai obbedendo alla parola? Tu stai seguendo a quello che c'è scritto qua nella parola del Signore? Perché senão il Signore non fa. Il Signore non lavora nel peccato. Il Signore non lavora se tu ti comporta male. Perché proprio questa settimana stavo chiedendo al Signore: ma Signore, ci sono persone che da anni che sono in chiesa, sono sempre nella stessa situazione. Perché? Perché questa è una cosa che mi lascia triste. Perché io dico: io sono lì ogni sabato, sono in célula, sono in discipulato. Perché, Signore? E Lui mi ha risposto: perché non si comportano bene. Non in chiesa. In chiesa si comportano benissimo, è a casa. Il problema è a casa. Dobbiamo cambiare prima a casa. Dobbiamo prima comportarsi bene a casa. Essere testimonianza è là, per dopo fare la differenza in chiesa. Perché è successo con me. Prima che non ho cambiato a casa, il Signore non ha fatto niente qua dentro. Eu ho cominciato a crescere nella chiesa spiritualmente. Il Signore ha cominciato a usarmi dopo che eu sono cambiata a casa. E è questo che il Signore vuole di noi, che noi guardiamo dentro e togliamo tutto quello che non provenga da Lui. Amém? Tu sei disposto a togliere di dentro tutto quello che non viene dal Signore? Tu sei disposto a cambiare la tua vita, a rinunciare tante cose che per te è importante, ma per il Signore non importa? Guarda quello che accanto a te e dici: tu sei disposto a cambiare? Apriamo le nostre Bibbie in Matteo 14.
26 a 32. Amém? Amém? Entre Chico e vedendo-lo caminhar sul mare, se turbaram e disseram: é um fantasma. E dalla paura gridaram. Mas súbito Jesus parlò a loro e disse: Coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro lhe rispose: Signore, se sei tu, comanda-me di venire da te sull'acqua. E ele disse: Vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso a Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciato a affondare. Gridò il Signore: Salva-me. Subito Gesù, estesa la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Amém? Anche i discipoli del Signore hanno avuto paura. Loro erano nella barca e hanno visto Gesù che camminava sopra le acque. Cosa hanno pensato? È un fantasma. Non hanno riconosciuto Gesù. Hanno avuto tante paure. E la paura ti porta dubbio. Perché? Cosa è fatto Pietro? Signore, se sei veramente tu, anche io voglio andare sopra le acque. Non è detto così? Il Signore ha detto: vieni. E lui è cominciato bene, cominciato a camminare. Però il vento è soffiato un po' più forte. Cosa è successo? Lui è affondato. E è così che succede con noi. Cominciamo bene. Signore è la mia forza. Signore, io non mi allontanerò di te mai. Signore, mio marito non è ancora convertito, però io sono qui firme. Signore, guarda, anche se succeda tutto sbagliato nella mia vita, io non ti mollerò mai. Non è così che cominciamo. Però viene il vento, viene la difficoltà, viene la tribolazione, viene il marito che litiga a casa perché non vuole che tu venga in chiesa. Viene tutto. Cosa tu fai? Tu non guarda più a Gesù e guarda la difficoltà. Tanti sono così. Non guardano più la potenza di Gesù e cominciano a guardare i problemi. Ah, Signore, è vero che io ti ho detto che non mollavo mai, però è troppo difficile. Sono senza lavoro, devo prendere un lavoro anche se di notte, anche se non riesco a venire in chiesa, ma cosa faccio? Ho bisogno? Signore, dopo tornerò. O magari, Signore, mio marito è troppo duro, non vuole convertirsi, non vuole venire in chiesa. Io sarò a casa. Quando lui avrà la voglia, vengo anch'io. Non è così. È più facile tornare indietro che affrontare le nostre paure, che affrontare i nostri problemi, di affrontare quello che non ti lascia vincere. Perché dopo che tu attraversa questo, viene la vittoria. Il Signore ti prova come ha fatto con Fabio, ma dopo ti dà 10 volte in più. E è così che succede. Ma noi non crediamo. Noi tante volte abbiamo paura e non affrontiamo la prova, non affrontiamo la tribolazione. E chi non affronta non vedrà mai la vittoria. Amém? Guarda quello che è accanto a te e dici: è ora di affrontare.